Le novità sono anzitutto quelle Ciusi, contenute schizzinosi. nella riforma Così sono stati definiti i giovani italiani dal ministro del welfare Elsa Fornero lo scorso 23 ottobre durante un convegno sulle riforme. È veramente così? La fascia sotto i 30 anni non si accontenta del primo lavoro disponibile o è disposta a fare qualche compromesso col proprio corso di studi pur di lavorare, spesso precariamente? E ancora, l'Italia è un paese meritocratico? Abbiamo chiesto a un gruppo di giovani agrigentini cosa ne pensa e come si vede in prospettiva nel mondo del lavoro. Alla lunga ognuno di noi dovrebbe pensare più al proprio interesse, nel senso a perseguire i propri scopi e man mano, anche se ci sono delle difficoltà, magari strada facendo si possono aprire delle strade e quindi delle possibilità nuove che magari al momento non ci sono. Quindi sei fiducioso oppure no nei confronti del futuro? Piuttosto fiducioso, non troppo, però sono abbastanza fiducioso. Di solito se viviamo in un mondo dove, soprattutto da Agrigento, dove c'è caratterizzato dalle raccomandazioni. Per noi giovani andare avanti in un mondo di questo è veramente difficile, quindi occorre rimboccarsi le maniche e fare in modo, anche dal punto di vista delle istituzioni, che le persone vadano avanti non perché si conosca qualcuno, bensì perché si conosce qualche cosa. È vero che la crisi economica obiettivamente dà poche chance di lavoro a noi giovani, però io penso che bisogna essere ottimisti, vedere il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto. Se noi ci impegniamo, ci formiamo e soprattutto sfruttiamo le immense potenzialità che ha il nostro territorio, soprattutto penso nel settore turistico, nel settore della ristorazione, in tantissimi settori che noi potremmo benissimo sfruttare, io penso che le risorse, le possibilità per noi giovani ci sono, ecco, le dobbiamo soltanto creare e scoprire. Purtroppo Modesta è catastrofista, ma l'Italia non ci offre un futuro molto roseo, quindi diciamo che non abbiamo futuro qui in Italia. Quindi penso di accumulare un po' di esperienza fuori e poi fare tesoro di questa esperienza e applicarmi sulla mia zona, sul mio territorio, perché amo la Sicilia, quindi penso questo. Quindi tu sei dell'idea di andare e poi tornare? Sì. E così capire come funzionano un po' meglio le cose al nord, perché qui la potenzialità le abbiamo tutte, però forse ci manca quel tocco in più per migliorarle o per cambiarle del tutto. So che è difficile, noi ci dobbiamo rimboccare le mani perché giustamente il periodo non è dei migliori, però tutto è un ciclo e sono sicuro che arriverà il momento migliore per noi. I giovani sono schizzinosi, sì. I giovani non vogliono fare il cameriere, non vogliono fare niente, se non l'avvocato, se non il dottore, se non questo, se non quell'altro. Il problema dei giovani nel lavoro sia legato ad una serie di contingenze che in questo momento non permettono l'accesso ai giovani al mondo del lavoro per dei problemi fondamentalmente legati alle lungaggini burocratiche ed anche all'alto costo per l'accesso al mondo del lavoro, ad esempio per le nuove attività. L'altro problema invece credo sia proprio legato ad una settorializzazione dei mestieri, per il fatto stesso che comunque alcuni mestieri sono stati completamente abbandonati e si è dato quindi mestieri meno prestigiosi adesso non vengono più seguiti dai giovani e che comunque permetterebbero di avere ugualmente un alto reddito. Come vedo proiettato nel mondo del lavoro? Una bella domanda, penso che non voglio fare previsioni perché in questo momento penso sia veramente difficile. Spero comunque di riuscire anch'io a trovare la mia dimensione all'interno del mondo del lavoro, all'interno del più stretto giro di boa, diciamo.